Pieno d'acqua la cucina, ma solamente di rimbalzo. Oggi era già un po' meglio, ieri ce n'era tanta di più. Da basso cantina e garage sono allagati, ma pazienza, non abbiamo niente di che, insomma. Anche perché solo 3 stanze, c'è solo la cucina che è messa un po' male. Certo. Ieri è riuscita a uscire subito, immagino. Sì, l'hanno chiamata, è uscita subito, dopo mi ha avvisato, siamo venuti qua, tutti fuori, dopo loro l'hanno mandato a casa e io sono stata qua a riunioni, non riunioni, sentire, capire fino a ieri sera tardi. Rimane un avvenimento brutto. Dov'eri quando è successo? Io ero fuori e ho saputo la notizia giustamente perché mamma mi ha chiamato per assicurarsi che non ero a casa e quando sono tornato ho vissuto il fumo, i vigili del fuoco e avevo capito la gravità dell'avvenimento. Adesso capiamo con l'amministratore cosa fare, come partirà, perché se loro chiudono non si entra più, basta. Li recupera, abiti, vestiti. Lei è solo abiti perché è un piccolo appartamento, il resto starà dentro e Dio vede, Dio provvede, come si suol dire. Nel condominio di via Garibaldi è il secondo piano quello più danneggiato, il tetto non esiste più e anche il pavimento in alcune parti è compromesso. Purtroppo tutta la palazzina è inagibile, quindi abbiamo 12 nuclei familiari, una trentina di persone che sono attualmente insomma, cercano una soluzione ecco, per vivere. Insomma, ecco. La maggior parte ha trovato alloggio da parenti, una casa in vendita è stata messa a disposizione dalla proprietaria, 2 coppie sono state ospitate senza esitazioni dal titolare di un vicino agriturismo che ancora deve riparare i danni subiti domenica dal maltempo. Di fronte alla situazione che si era evoluta abbiamo dato disponibilità a chi stava organizzando la situazione grave che c'erano delle famiglie che purtroppo non potevano più tornare nelle loro abitazioni e quindi abbiamo dato la nostra disponibilità come struttura. Sulle cause dell'incendio indagano i vigili del fuoco. Per l'entità dei danni subiti dall'edificio i tempi di riparazione non saranno brevi. Auspichiamo che i tempi siano abbastanza ridotti, parliamo di 2-3 mesi, insomma, ecco. Quindi per mettere in sicurezza e quindi poter far rientrare le persone, almeno quelle che possono rioccupare gli alloggi, possano rientrare tranquillamente.